Annunciare i decreti alle 11:30 di sera con gli uffici a casa, doversi trovare tra sindaci la mattina presto oppure la sera stessa in video chat per cercare di capire anche con i segretari comunali cosa fare il giorno dopo, anche perché le persone dopo le 11:30 già scrivevano, le aziende già scrivevano, e quindi stare fino alle 4-5 della mattina a rispondere mail sicuramente non è stato semplice. Ora, dopo settimane di lockdown, si è tutti in attesa della riapertura della cosiddetta fase 2, aspettiamo di riprenderci qualche metro di quel campo di battaglia che si chiama pandemia. Le imprese si stanno preparando alla riapertura, il mondo economico freme, c'è bisogno di capire come riaprire, che le linee guida vengano tracciate, che le serrande si rialzino quanto prima. C'è l'assoluta necessità, insomma, che il motore produttivo dell'Italia si rimetta in moto. Ma ci sono tanti aspetti da raccontare nella cronaca dell'emergenza Covid. Io ho visto aumentare il senso di comunità, associazioni, gruppi di lavoro, quartieri, molti hanno fatto donazioni o alla protezione civile o direttamente ai servizi sociali del comune per aiutare le famiglie, stessi imprenditori. Devo dire che l'unica cosa positiva di questo virus è sicuramente l'avvicinare la comunità.